Francesca Pisano, da 13 anni lei è addetta al servizio mensa di tutte le scuole di Carbonia, la principale città tra le principali del Sulcis Iglesiente. 13 anni durante i quali lei aumenti non ne ha visto, se no non sarebbe in piazza a protestare. No. Non abbiamo visto aumenti, non abbiamo delle condizioni di lavoro ottimali, perché comunque tipo io ho un contratto di 2 ore al giorno. 2 ore al giorno? 2 ore al giorno. Il che vuol dire che lei al mese quanto porta a casa? Neanche 400 euro. Per lavorare 2 ore al giorno? 2 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Quindi sono 40 ore al mese, su per giù. Sì. Pagate più o meno 10 euro all'ora, quindi? No, pagate 5. 6,70 € all'ora. Ecco. Cioè, La matematica non è un'opinione, ma in questo caso è un dramma. Sì, giusto se facciamo qualche ora di straordinario per coprire magari delle assenze di colleghi, allora abbiamo qualcosina in più. La Sodexo è un'azienda seria, però il rinnovo dei contratti è fermo da 3 anni ormai e quindi è necessario rinnovarlo alle condizioni attuali, quindi il costo della vita è aumentato per tutti. Lei è sposata, figli e marito? Io sono divorziata e ho una figlia che studia all'università, quindi Ecco. sono una famiglia monoreddito. 400 euro al mese si è No, sotto la soglia di povertà. Non posso vivere sicuramente solo di questo lavoro, ne faccio altri 4 insieme a questo. Altri 4 lavori per fare uno stipendio. Tutti lavoretti, assistenza, disabili, insomma queste cose qua. E lei vorrebbe fare solo un lavoro, ovviamente. Sarebbe l'ideale fare lavoro tutto in un posto, anziché essere spostati avanti e indietro. Però purtroppo questo è quello che offre e soprattutto appunto questo contratto è molto basso. C'è chi lavora come addetta? Io lavoro come barista. Barista. Sì, Addetta al bar all'aeroporto di Olbia, che è la seconda porta principale della Sardegna, nel cui periodo dell'anno diventa anche la prima. E Silvia Cadoni però è qui in piazza a protestare ancora una volta perché dice il tempo passa, ora forse un mini aumento, ma questa non è vita. No, esatto, non è vita, soprattutto non è giusto che si prosegua in questo modo. Non possiamo insistere così tanto, i tavoli sarebbero già dovuti essere aperti precedentemente, adesso... E approvati anche. Esatto, adesso si spera, diciamo, che si arrivi a un accordo, vediamo cosa succederà. In ogni caso sono qua in piazza anche per solidarietà con i colleghi che invece le cui, diciamo, associazioni firmatarie del contratto non si mostrano disponibili appunto a questa apertura. Il mondo degli aeroporti in generale sembra quasi una zona franca, però extra lusso quasi per VIP, per i prezzi sì, anche che ci sono nei bar. Sì, esatto, perché i prezzi giustamente sono in continuo aumento, perché ovviamente aumentano i prezzi delle materie prime, aumentano, diciamo, vari costi per l'azienda, però i costi che aumentano per l'azienda di conseguenza aumentano anche per noi dipendenti, che comunque dallo stipendio ovviamente dobbiamo cercare, diciamo, di condurre la nostra vita. Per capire, caffè più pasta all'aeroporto di Olbia quanto costa? Allora, caffè più pasta arriviamo a 3,50 €, barra, perché dipende ovviamente dalla tipologia di brioche, si arriva anche a 3 euro e anche a 3,20 €. Quindi 3 euro e 3,50 €. Sì, esatto, senza acqua naturalmente. Senza acqua. Sì. Quindi lei ride per non, per non dire parolacce, naturalmente, per diciamo, non dire quasi. parole, esattamente. Perché comunque il suo stipendio resta bloccato clamorosamente. Bloccato. Comunque io lavoro da anni, anzi da poco abbiamo ricevuto, diciamo, un livello tra virgolette più adeguato, che comunque ci ha permesso, diciamo, un piccolo aumento grazie a una naturalmente a noi lavoratori che abbiamo deciso di rimanere uniti e di ottenere quello che ci spettava, quindi perlomeno il livello l'abbiamo ottenuto. L'unica cosa è che ovviamente il livello non compensa il divario, diciamo, tra non fa di noi, diciamo, non fa in modo che lo stipendio sia in linea col potere d'acquisto, naturalmente, perché ovviamente l'ultimo rinnovo è stato nel 2018, parliamo di 6 anni fa, e 6 anni fa ovviamente È passato un'era. la vita, esatto, era molto diversa rispetto ai giorni d'oggi.